Un'altra tragedia della strada a Padova nella notte, auto contro moto, perde la vita un centauro di 24 anni, gravissima l'amica che si trovava con lui. Inchiesta Mose, la Guardia di Finanza scopre i fondi neri di Giancarlo Galan e di altri imprenditori veneti, dalla Svizzera a Panama, dalla Croazia, sequestro da 12 milioni di euro, Galan e i suoi legali dicono però nessun tesoro. Crack delle banche venete, nel DEF i fondi per il ristoro dei truffati risultano dimezzati, il Ministero replica nessun taglio, accuse strumentali, la rabbia dei risparmiatori. L'Italia per una visita, il ministro del Burkina Faso ha dichiarato pubblicamente che i due giovani partiti da Vigonza e scomparsi da dicembre nel nulla sono vivi. L'annuncio su Facebook con parole durissime, l'europarlamentare Elisabetta Gardini lascia Forza Italia. Non mi riconosco più, attacca, non c'è alcun confronto, fanno credere a Berlusconi che un partito sia vivo, in realtà è in agonia. Il PD, primo partito ad aver chiuso la lista per le europee del 26 maggio, 4 i veneti in corsa, 3 volti noti della politica, Variati, Moretti e Puppato e un neofita Antonio Calò. Oggi nel reso della battaglia le riprese di The New Pope, l'attesa fiction di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich, 7 trevigiano dopo quello veneziano, 400 comparse in azione selezionate qualche settimana fa a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque la cronaca in primo piano, la cronaca di un nuovo tragico incidente in una inizio d'anno, in una quasi metà d'anno che porta Padova ai primi posti purtroppo tra le croci sulle strade. Dicevamo un'altra vittima giovane, un centauro di 24 anni questa notte. Schianto mortale in via Vicenza, nella zona del cavalcavia Chiesa Nuova di Padova. Durante la notte una moto con 2 giovani a bordo si è scontrata frontalmente con un'utilitaria condotta da un 25enne. Il ragazzo di 24 anni alla guida della moto è morto sul colpo, mentre la ragazza 22enne che viaggiava sul sellino posteriore è ricoverata all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Anche l'automobilista è rimasto ferito, mentre la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. I 3 giovani coinvolti sono residenti in provincia di Padova, in particolare il ragazzo che ha perso la vita è di Selvazzano. Ed ora torniamo a parlare dell'inchiesta Mose e della Finanza di Venezia che ha scoperto i fondi neri delle tangenti Mose. 12 milioni e 300 mila euro che sono stati oggi oggetto di sequestro e costituiscono il profitto del reato di riciclaggio e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Abbiamo acquisito disponibilità finanziarie, quindi conti correnti, quote di società, immobili e autovetture. Tutto è iniziato dallo scandalo Mose. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del GIP all'esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura. Secondo la Finanza, i soldi derivano in parte dal reinvestimento all'estero dei proventi della corruzione realizzata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nella ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle tangenti prese da Galan e accertate nel processo del Mose abbiamo ricostruito come parte di queste somme erano state intestate fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e parte di queste confluite su conti svizzeri per poi approdare in un conto a Zagabria. 6 gli indagati, tra cui membri dello studio commercialista padovano, padre e figlio Penso, Venuti e la moglie. Parte della quota di una società che si chiama Adria Infrastrutture, oggetto di illecita d'azione nell'ambito del Mose, era stata intestata fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e lo stesso studio commerciale aveva prestato propri strumenti finanziari e la propria consulenza per far confluire oltre 1,5 milioni su conti nella disponibilità dello studio in Svizzera e intestati a società panamensi e in paradisi fiscali per poi, come dicevo, farli confluire in Croazia. Durante le indagini finanziarie hanno fatto anche un'altra scoperta che vede al centro imprenditori, soprattutto veneti, e gli altri 2 indagati, Filippo Sammartino e Bruno De Boccard, professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro. Nel corso della perquisizione degli uffici di una società fiduciaria di un professionista svizzero abbiamo acquisito non soltanto le prove della intermediazione illecita nei confronti di Galan, ma anche che questi soggetti avevano nella disponibilità una lista di imprenditori veneti
veneti, i quali siano rivolti a costoro per schermare la loro disponibilità. I professionisti avevano quindi siano rivolti al pubblico italiano, messo a disposizione questa intestazione fittizia relativa a società ubicate in Nicaragua, a Panama, alle Bahamas, a Curaçao, e tramite questa gli imprenditori continuavano a gestire somme, tanto è vero che parte degli investimenti effettuati sono stati utilizzati per acquistare immobili industriali nel Padovano e anche a Dubai. Per Giancarlo Galan intanto non esisterebbe alcun tesoretto, lo ribadiscono anche i suoi difensori. L'avvocato padovano Nicolò Ghedini è drastico: possiamo escludere in maniera radicale che ci siano denari attribuibili a Galan all'estero, linea che tiene anche il collega Antonio Franchini, che parla di suggestioni legate all'intercettazione ambientale in macchina tra Paolo Venuti, commercialista dell'ex presidente del Veneto, e la moglie nel gennaio del 2014. Quei soldi sono di Giancarlo, si dissero, riferendosi a 1,5 milioni di euro di cui ormai non c'è più traccia, ma l'interpretazione di quelle parole, secondo Franchini, si presta a svariate ipotesi, sviluppi di cui i difensori di Galan si dicono all'oscuro, non essendo lui indagato. Dibattito dunque anche su questa vicenda, come c'è dibattito molto ampio e molto duro sulla vicenda, il caso dei fondi per i risparmiatori truffati dalle banche, il DEF che avrebbe dimezzato il fondo, che tra l'altro non è ancora operativo, e la rabbia dei risparmiatori. Odissea dei tempi moderni. Oggi il DEF, come un fulmine a ciel sereno, è deflagrante. A pagina 128 il documento prevede che del 1,5 miliardi di euro destinati ai risparmiatori rimarrà la metà, 750 milioni. Senza parole è la reazione delle vittime del crack delle popolari venete, un vulcano che si carica e che presto potrebbe esplodere. E dire che solo lunedì il Premier aveva convocato a Roma i risparmiatori per proporre un accordo messo ai voti. 17 associazioni su 19 avevano detto sì. Il giorno dopo il governo doveva varare la norma e a seguire i decreti attuativi in modo da procedere in tempi brevissimi con i risarcimenti, ma si è bloccato tutto. A questo punto restano tante domande e poche risposte. Perché il Premier ha convocato a Roma i risparmiatori per proporgli un piano e poi, una volta incassata l'approvazione della maggioranza, non se n'è fatto più niente? Allora il giretto a Roma a che è servito? È servito a perdere tempo ancora, perché tutti hanno fatto perdere tempo, e la gente non ha tempo, e i soldi se ne vanno. I soldi se ne vanno, bisognerebbe far partire i risarcimenti, ma Di Maio continua a sostenere che se non si concorda il metodo con i risparmiatori non se ne fa nulla, eppure l'accordo c'è già, con il voto favorevole di 17 associazioni su 19, a meno che Di Maio non voglia l'unanimità. In tal caso, le 2 associazioni che si sono opposte all'accordo, secondo il Movimento 5 Stelle, hanno il diritto di veto? Dov'è la democrazia? Dov'è il cambiamento? Intanto, a forza di attendere, restano 75 milioni per il 2019, 325 per l'anno prossimo e 425 per il 2021. Ma tutto è bloccato finché non si trova la formula magica, con il Movimento 5 Stelle che continua a insistere sul risarcimento diretto a tutti, senza distinzioni, pur sapendo che l'arbitrato serve a distinguere chi è stato truffato e chi no, e che l'Europa ha già dato il via libera ai ristori senza arbitrato per il 90% dei risparmiatori, ossia per chi abbia un reddito fino ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Perché perdere altro tempo? Lo stesso Salvini, di fronte a queste frenate, sembra molto irritato. Hai messo 1,5 miliardi a bilancio, se non lo usi, cosa hai messo a bilancio a fare? Quindi conto che il Presidente del Consiglio ha detto faccio io, faccia. Così parlò Salvini venerdì. A una settimana di distanza, se possibile, è stato fatto addirittura un passo indietro, con soltanto 2 associazioni che dicono no all'accordo, con Di Maio che frena e con il DEF che ha dimezzato le risorse per i risarcimenti. Lo dicevamo all'inizio, odissea dei tempi moderni. Per caso vi state chiedendo di chi sia la colpa? Ma di Odisseo, naturalmente. Sì, Odisseo, che significa nessuno.
Ed è battaglia di cifre, come sappiamo, in queste ultime ore proprio su questa accusa di dimezzamento dei fondi. Nelle scorse ore è arrivata la nota del sottosegretario Bitonci, sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, che dice che la legge di bilancio del 2019 ha previsto lo stanziamento per il triennio di 1,5 miliardi, 525 milioni in ciascun anno del triennio. Nel valutarne l'impatto sul conto consolidato della pubblica amministrazione deve tenersi conto sia della quota di circa 500 milioni già inclusa tra le spese previste nei tendenziali a legislazione vigente che degli ipotizzati tempi di istruttoria. Pertanto nelle previsioni del DEF, dice il Ministero, non c'è alcun taglio, vengono soltanto scontati in termini di effettivi rimborsi di cassa 325 milioni nel 2019, 575 milioni nel 2020, 425 milioni nel 2021 e 175 milioni nel 2022. Insomma, trattasi, dice il Ministero, di una previsione di cassa che non intacca il limite annuo di spesa massima. Si alite dunque su queste cifre che comunque fanno arrabbiare molto i risparmiatori. E adesso un'altra lite, un forte contrasto interno, ma di tutt'altra natura, di natura politica, quello emerso con l'annuncio di stamane sulla pagina Facebook di Elisabetta Gardini, l'europarlamentare di Forza Italia, ma ormai di Forza Italia non più, visto che ha annunciato lascio Forza Italia. Questa mattina è naturalmente una decisione dolorosa, ha scritto la Gardini sulla pagina Facebook poche ore fa, che ho preso dopo una lunga riflessione, dopo aver constatato che le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire a diventare parlamentare europeo. Nel post duri attacchi al partito, un ringraziamento soltanto quello a Silvio Berlusconi per l'affetto, dice, la stima che mi ha sempre dimostrato. A lui continuano a raccontare un partito, continua a scrivere, che non c'è, e questo impedisce a Forza Italia di correggere gli errori che l'hanno portata distante dalla sua base e dai suoi elettori. Chi oggi decide le sorti del partito, attacca Gardini, semplicemente vuole che le cose continuino così, e la volontà di pochi impone questa agonia senza fine ai più, un'agonia che il presidente Berlusconi non merita. Assolutamente impossibile, continua Gardini, portare un contributo, non esiste un luogo di confronto, buttiamo a mare il lavoro di militanti, giovani, amministratori locali e sindaci. Dunque durissime le parole di Gardini sulla gestione del partito Forza Italia. Lascia dunque a 2 mesi dalle elezioni europee. E a proposito di elezioni europee, il Partito Democratico invece è il primo partito a ufficializzare la sua lista per la competizione del 26 maggio, ci sono 4 veneti in corsa. 4 veneti nella lista del Partito Democratico per le elezioni europee di fine maggio. La sfida è ardua e i 15 che la compongono lo sanno, così come ne sono consapevoli segreteria nazionale e segreteria regionale. A guidare la compagine Dem è l'ex ministro dell'Industria Carlo Calenda, il primo veneto in lista l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, che non sarebbe entusiasta della collocazione ma fa buon viso, nega di essere arrabbiato e si dice ottimista. Lui che aveva prima rinunciato, poi aveva cambiato idea e ora occupa una delle prime più ambite posizioni. Il trevigiano Antonio Calò, l'insegnante di liceo che ha aperto la sua casa a 6 migranti ed è stato per questo insignito del titolo di cittadino europeo 2018, è 8º. 3 posti più giù la vicentina Alessandra Moretti, consigliera regionale del PD, soddisfatta di una lista che dice essere molto qualificata. Bisogna frenare, aggiunge, la deriva razzista a destra dell'Italia e l'assalto dei sovranisti al governo dell'Unione Europea. Moretti è 11ª, il meccanismo delle preferenze e il vincolo della parità di genere rendono complicate eventuali previsioni. Il partito di Nicola Zingaretti conta sull'effetto scontento maturato negli ultimi mesi nel nord Italia, in particolare dalla classe imprenditoriale, verso Movimento 5 Stelle e Lega. Al 15° e ultimo posto un'altra trevigiana, l'ex senatrice Dem Laura Puppato, già sindaco di Montebelluna. Un bacino vasto, quello in cui dovranno muoversi per raccogliere i voti necessari Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Ed ora torniamo alla cronaca e all'attesa ormai da mesi per le sorti di Luca ed Edith. Il ministro della comunicazione del Burkina Faso non ha dubbi. Luca e Edith, i 2 ragazzi partiti da Vigonza il 15 dicembre scorso e poi spariti nel nulla, sono vivi. Secondo il politico africano, i giovani non sarebbero in pericolo di vita e si troverebbero attualmente fuori dal paese, probabilmente in Mali. Ora l'intelligence del Burkina Faso sarebbe al lavoro per identificare il luogo in cui sono tenuti prigionieri e per liberarli al più presto. La certezza che non siano stati uccisi verrebbe anche dal fatto che non sono mai stati trovati i corpi
corpi. Il governo del paese vorrebbe arrivare alla loro liberazione anche per dare un segnale positivo al mondo intero e dimostrare che vuole garantire la sicurezza di chi fa volontariato per aiutare lo sviluppo del Burkina Faso, paese tra i più poveri del mondo. Consegna 1.500 euro per pagare dei presunti debiti, un arresto e 2 denunce per estorsione nel Vicentino, coinvolti anche dei minorenni. Sossano, arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per estorsione un 18enne straniero residente a Villaga e denunciati 2 minorenni complici. L'attività investigativa compiuta dall'Arma nelle settimane precedenti era partita da una denuncia di una mamma che aveva scoperto la sottrazione di 1.500 euro da parte della figlia, che servivano a ripagare dei debiti contratti con il giovane. Alla richiesta di altro denaro, minacciando di rivelare ai genitori della ragazza la sparizione dei soldi, è stato organizzato uno scambio, ma al momento della consegna sono intervenuti i carabinieri e hanno arrestato il ragazzo. Sono in corso indagini per capire se il terzetto si sia reso responsabile di comportamenti analoghi. Pochi istanti di pubblicità, poi al rientro parleremo di schede ospedaliere, del dibattito attorno alle schede ospedaliere. Di nuovo in diretta, di nuovo con la prima edizione dei nostri telegiornali, dunque il dibattito sulle schede ospedaliere in regione. Come sappiamo l'ospedale civile è salvo nelle schede ospedaliere, ma il dibattito sul futuro degli altri nosocomi della provincia di Venezia resta forte. Salvato l'ospedale civile di Venezia dal pericolo declassamento, sul fronte delle nuove schede ospedaliere in provincia rimangono però aperte alcune questioni, dal futuro dell'ospedale di Chioggia a quello del distretto di Dolo Mirano, dove fanno discutere i nuovi numeri di posti letto. Non sono perdite di posti letto, perché i posti letto vengono spostati in lungodegenza. È stato fatto una puntuale disamina delle necessità effettive, cioè del tempo, per quanto tempo vengono impegnati questi posti letto, e abbiamo visto che assolutamente non servivano quelli che c'erano, ma grazie all'invecchiamento della nostra popolazione serve un altro tipo di posto letto. Rassicurazioni che non convincono le opposizioni. La sofferenza comunque c'è, perché gli operatori lo testimoniano ogni giorno, sia personale medico sia quello infermieristico, e su questo noi chiediamo garanzie, perché non può funzionare che per esempio si taglia il servizio di lungodegenza, non ci sono gli ospedali di comunità, non ci sono le unità riabilitative già funzionanti, e quindi si creerà un periodo di transizione che sarà un caos. Soddisfatto per quello che riguarda il Veneto orientale, invece, il direttore generale dell'US 4, Carlo Bramezza. C'è stata rafforzata l'area medica sulla zona di Portoguaro e l'area chirurgica nella zona di San Donato di Piave, e quindi riteniamo che con queste schede veramente il futuro della sanità del Veneto orientale sarà roseo, non solo per i cittadini del nostro territorio, ma anche per i milioni di turisti che afferiscono le nostre spiagge durante il periodo estivo. Le schede vanno bene così come sono, c'è bisogno ancora di qualche limatura? Ma solo qualche limatura che farà la quinta commissione, il Consiglio, ma sostanzialmente per noi sono positive, abbiamo anche un piccolo aumento di posti letto. Ancora a Venezia, ma per tornare alla cronaca, è un giovane veneziano denunciato per truffa. È così, Ilaria Marchiori al telefono. Buongiorno. Buongiorno da Venezia, dove un 33enne originario della Laguna è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Moena in Trentino Alto Adige, perché utilizzando il metodo del prelievo di contanti guidato al telefono avrebbe raggirato l'ignaro venditore, un giovane della Val di Fiemme, che lo scorso gennaio aveva messo in vendita 4 pneumatici con cerchi in lega sul sito subito.it. Il giovane è stato contattato dal sedicente acquirente, che l'ha convinto a recarsi ad uno sportello Postamat per ricevere il pagamento, ma anziché ricevere il denaro, il ragazzo, seguendo la procedura dettata appunto al telefono, ha effettuato una ricarica su carta prepagata in uso al truffatore 33enne, vedendosi così addebitato quello che avrebbe dovuto essere il suo ricavo. Le indagini immediate condotte dai carabinieri hanno dunque portato alla denuncia del 33enne veneziano. Altre indagini però sono in corso per fatti analoghi e per capire se ci possano essere degli altri collegamenti. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso una notizia di servizio: campioni d'acqua prelevati ieri dai tecnici dell'ULS 1 Dolomiti in zona Casonetto a Feltre non conformi alla norma, per cui il sindaco Paolo Perenzin, con un'ordinanza emessa questa mattina, ha disposto il divieto di utilizzo dell'acqua
della rete idrica pubblica per consumo umano nelle località Colfiorito, Via Casonetto, Pont, Nemeggio, Villa Paiera, Celarda, Anzù, Canal e Sanzan. L'acqua non è da considerarsi, dice il Comune, potabile se non prima di essere stata bollita. L'ordinanza ingiunge al gestore BIM di attivare tutte le procedure concordate e le necessarie operazioni di controllo e disinfezione degli acquedotti per ripristinare la qualità dell'acqua per usi potabili. E adesso invece per parlare del ponte di Curtarolo a Padova con problemi strutturali e quindi va rifatto. Nel frattempo un sistema laser controllerà il peso dei camion che lo attraversano. La situazione è sotto controllo ma delicata. Il ponte sul Brenta a Curtarolo, lungo la Valsugana, strategico per i collegamenti tra Padova e Cittadella, deve essere ristrutturato completamente. Il progetto è pronto ma serviranno 2 anni e 4 milioni di euro. Nel frattempo la provincia ha istituito dei limiti di peso nei 2 sensi di marcia, 18 tonnellate verso Padova, 44 in direzione di Cittadella. Costruito in parte senza criteri antisismici, va rifatto. Una volta completati i lavori sarà più largo, a doppio senso di marcia, con una portata concessa a mezzi pesanti fino a 100 tonnellate e con una pista ciclabile. Quello attuale verrà invece declassato a ciclo pedonale. Mi dispiace constatare che durante le ore notturne passano addirittura dei trasporti eccezionali e mi dispiace che purtroppo alcuni autotrasportatori non capiscono la pericolosità, per risparmiare chilometraggio, la pericolosità del ponte. Nel frattempo, per far rispettare le attuali limitazioni, a maggio verrà installato un sistema elettronico che attraverso un lettore laser identificherà i mezzi pesanti, riconoscendone in tempo reale misure e pesi. Questa sorta di varco elettronico, preso a noleggio dalla provincia, rimarrà attivo per 1 anno e sarà la polizia provinciale a multare chi non rispetta i limiti. C'è una sanzione accessoria di 350 euro, quindi naturalmente sarà segnalato abbondantemente, come stiamo già facendo sulla strada provinciale SP47, però ci sarà una tabella luminosa, un pannello luminoso dove avviserà di non passare, altrimenti ci scatterà la sanzione di 350 euro a passaggio. Il futuro insomma è tracciato, con il progetto preliminare già pronto. La parte più difficile sarà gestire il periodo dei lavori senza creare eccessivi disagi al traffico molto intenso per un'arteria stradale strategica per l'Alta Padovana. Adesso parliamo di cinema in un set che dire blindatissimo è poco. Alle 6 di questa mattina sono iniziate le riprese a Nervesa della battaglia di The New Pope, riprese trevigiane della fiction di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich, che ha avuto già riprese a Venezia. Queste sono le immagini del casting di qualche settimana fa a Treviso, 400 le comparse selezionate tra queste persone che vedete quel giorno a Treviso, e appunto le riprese dalle 6 di questa mattina fino alle 15 di oggi. Dicevamo un set ultra blindato, anche con alcune strade chiuse. Doveva esserci domani il giorno del set, ma si è preferito anticipare ad oggi per questioni di meteo. Dunque una giornata particolare per la zona di Nervesa della Battaglia, con i Chuck di The New Pope. E intanto, parlando di cinema, c'è l'esperimento della cinematerapia, sala cinematografica all'interno dell'ospedale di Castelfranco, solo il primo di una serie di esperimenti proprio per dare qualche ora di svago e anche un messaggio di speranza ai malati. Le sale cinematografiche tradizionali tendono a chiudere, ma il cinema trova altre strade, altri spazi anche impensati, ed ecco la sala in più all'ospedale di Castelfranco Veneto per pazienti e familiari, progetto voluto dalla Fondazione Altre Parole Onlus e sostenuto con convinzione da ULSS 2 Regione Veneto, impegnate nell'umanizzazione della sanità. Quest'anno la vogliamo ripetere, iniziando sempre da Castelfranco Veneto, portandola a Treviso e poi all'ospedale Vittorio. Però c'è un programma di poterlo estendere anche ad altri ospedali della Regione Veneto, perché la Regione stessa crede molto in questo tipo di iniziativa che può aiutare veramente anche i nostri malati. Il fatto di inaugurare un'iniziativa di questo tipo, tra l'altro dando la possibilità non solo ai pazienti ma anche ai familiari dei pazienti e degli amici di entrare in ospedale e assieme al paziente guardare dei film che poi sono film particolari, insomma, che puntano molto alla gioia della vita, cercano un po' di incoraggiare anche, se vogliamo, è fondamentale, perché fa sì che l'ospedale faccia parte e rientri all'interno del territorio della città, quindi la città che entra in ospedale.
un ciclo di 4 film da qui a giugno, titoli non scelti a caso. Ad aprire la mini rassegna Up and Down del regista Paolo Ruffini. Io ho avuto questa possibilità di condividere un'esperienza importante con persone con sindrome di Down che mi hanno spiegato proprio questo, una confidenza con la felicità che a me spesso e a volte insomma mancava e talvolta manca ancora, insomma, e quindi cerco di ritrovarla sempre. Secondo lei cosa possono dire, anche solo con la loro presenza, a chi è malato, a chi è in sofferenza, a chi è in un momento di difficoltà, attori con questa disabilità? Ma innanzitutto che la vita è bella e che la vita dà infinite possibilità, quindi soprattutto di fronte a una malattia grave c'è sempre la possibilità di rinascere. Fra pochissimo, Venezia, come si nasce in un ospedale di primo livello? Ne parleremo con Gianluca Cerri, direttore Unità Operativa Complessa di Ostetricia dell'Ospedale Civile di Venezia, Tiziano Maggino, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, e Maurizio Pitter, direttore Pediatria dell'ULS 3 Serenissima Venezia. Questa sera invece alle 20:10 la politica, le europee e poi anche l'addio polemico di Elisabetta Gardini da Forza Italia, ma non solo, anche la questione banche. Ne parleremo con l'onorevole Raffaele Baratto, proprio di Forza Italia, e con Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Quella di venerdì 12 aprile sarà una giornata ancora determinata da un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione possibile un po' dappertutto, ma generalmente di debole intensità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, massime in ulteriore lieve calo, oscillanti tra 11 e 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso ma più asciutto, al mattino col passare delle ore non si esclude qualche rovescio, specie sui settori centro-meridionali. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni più probabili sui settori meridionali, più asciutto invece altrove. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime decisamente più fresche sui 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.